Buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, sono le 19:35, qualche minuto di leggero ritardo, piove sul bagnato, ovviamente esordio casalingo della Cortina questa sera che inizia con qualche minuto di ritardo a causa un blackout generale che ha colpito tutta Cortina, questione di qualche minuto, questione di ripristinare ovviamente l'illuminazione dell'Olimpico che richiede qualche minuto e noi ci siamo, la buonasera a tutti da Luca Zeni e Cedelli, siamo in streaming, cronaca diretta video sul sito dell'Hockey Cortina, cliccate sulla finestrina appunto streaming, l'avete già fatto se siete ovviamente già con le immagini davanti ai vostri occhi, se non l'avete fatto ma state ascoltando la radio e vorreste vedere la partita, andate sul sito dell'Hockey Cortina, sulla finestrina streaming, digitate, registratevi, acquistate il match con il login e potete vedere la partita con la cronaca del sottoscritto che andrà in parallelo anche sulle frequenze di Radio Cortina come di consueto. La buonasera quindi sia ai nostri telespettatori, chiamiamolo così, che ai nostri radioascoltatori di Radio Cortina. È quasi tutto pronto l'Olimpico per l'esordio casalingo degli ampezzani che così affrontano il secondo match del campionato. Ricordo la squadra diretta da Ivo Macca quest'anno ha esordito nella prima giornata di campionato a Gardena con una brutta sconfitta e da lì poi è iniziato lo stop, il lungo periodo di quarantena, ovviamente i primi casi positivi nel seguire la partita di Gardena già dal lunedì successivo e poi ovviamente rispettando i protocolli e tutte le normative l'Afro Cortina si è tenuta lontano dal ghiaccio per ritornare ad allenarsi circa una settimana fa e finalmente poter affrontare questo che è un recupero della prima fase dell'Alps Hockey League, quella chiamata Return to Play, ovvero sfide di andata e ritorno. La vincente, la squadra che avrà segnato più gol rispetto all'avversario nella doppia sfida, avrà i 3 punti garantiti. Quindi questi sono dei recuperi, in questo momento ci sarebbe dovuta essere la pausa, anzi c'è una pausa per le nazionali che ovviamente sono ferme ai box per per motivazioni che ben conosciamo, quindi nel calendario della Alps anche questo era uno spazio previsto per poter recuperare appunto dei match e così sta accadendo questa sera. Il ritorno di questa sfida sarà alle 19:30 al Gianmario Scola sabato sera appunto in Val di Fassa. Andiamo subito a leggere intanto il line up delle due formazioni e andiamo subito a scorgere ovviamente la formazione ospite, quella della Fassa che si presenta sul ghiaccio con la prima linea formata in difesa da Derek Eastman e Marco De Francesco, in attacco Diego Iori, Luca Biondi e Martin Kastlunger, la seconda con Edoardo Caletti, Leonardo Felicetti e Daniel Tedesco, in difesa Roland Hofer e Soel David Constantin, la terza con Kustacher, l'unico difensore, problemi di roster quindi anche per il Fassa, Schiavone, Ploner e Mizzi in avanti, la quarta, qui 2 attaccanti unici a disposizione sono De Luca e Knoter a disposizione di Marco Liberatore. Per quanto riguarda il Cortina, anche qui c'è qualche defezione, a iniziare da Marco De Filippo, il portiere titolare del Cortina, a sostituirlo ovviamente il backup Martino Valeddarin, il suo secondo questa sera sarà il giovane Sandro Lancedelli. Per quanto riguarda la prima linea difensiva Zanatta, Angelo e Zanatta Luca, di davanti Mike Cazzola, Remy Ghittopoulos, Andrea Moser, la seconda con Adami Barnabò, Pietroniro, Chad schierato in attacco con la difesa con Vallazza e Pietroniro. Giù il disco, si inizia il match olimpico, subito il Cortina in avanti, Andrea Moser, lo scarico sulla blu per Mike Zanatta, fa scorrere il puck adesso dietro la gabbia Mike Cazzola, lo riprende il Fassa. Sentiamo subito dal vivo, ancora con la buonasera a tutti i radio e telespettatori di questa sera. Fassa subito in break, Diego Iori, il Diablo, prova a dire vie esterne, subito l'occasione per il Fassa, disco che passa tutto il lungo dell'area di porta di Martino Valeddarin, molto rischiosa. D'altra parte subito un break con Mike Cazzola, la sua prima stagione in Italia, mentre l'altro straniero che era in possesso del puck, Remy Ghittopoulos, è stato ovviamente confermatissimo, blindatissimo ancora a fine stagione. Può liberare il Fassa, non c'è icing, il puck lo va a raccogliere Luca Zanatta. Luca Zanatta allo scarico a tagliare verso Chad Pietroniro che non raccoglie, può ripartire la squadra ladina verso Zanet, anche lui difettoso nel controllo. C'è il primo icing del match dopo un minuto, 0-0 tra Fassa Falcons e Cortina Afro qui all'Olimpico.
Continuiamo la lettura del roster ampezzano, diciamo la seconda linea con Adami Barnabò, Pietro Niro in difesa, Vallazza e il fratello maggiore Phil dei due ex Asiago. La terza con Alverà, Sanna De Zanna, in difesa Max Cordiano e Emanuele Larcher. La quarta con Zardini e Cedelli, Falopa Toffoli, in difesa ci sono Enrico Larcher, disco ancora dall'altra parte, non c'è icing, può uscire Adami, buono il tocco rapido verso Pietro Niro che prova ad inserirsi, ma c'è un difetto nell'ingresso in zona, fischio icing. Si cambiano le linee sul ghiaccio, come dicevo roster un po' corto questa sera per il Fassa, Cortina che dispone di una rosa piuttosto ampia in questa stagione, soprattutto tanti attaccanti. Questa sera, se non sbaglio, anzi andiamo a controllare subito, sicuramente come già detto in precedenza, assente Marco De Filippo per dei problemi fisici, così come Hanson Cotton che deve ancora esordire, il giovane straniero acquistato dalla Cortina sul finire dell'estate, e Max Cordiano sono ai box questa sera, ma una squadra che comunque può presentare 4 linee complete nonostante queste defezioni. Ancora Cortina, adesso prova a spingere con la sua terza linea, Sanna dietro la gabbia, chiuso bene, se non sbaglio da Eastman, può ripartire adesso il Fassa, non proprio fluida l'uscita di zona dei Ladini che sbagliano ancora. Riprende il pack il Cortina, anzi erroraccio, quindi Larcher rischia molto. Il recupero qui di Cordiano che è a referto, quindi come non detto. Presente anche l'uomo di Saronno. Entra la quarta della Cortina sul ghiaccio, vediamo quali saranno gli oppositori Ladini. Pack nell'angolo, dump and go. Cortina riesce ad arrivare in anticipo, Faloppa vuole il disco qui a Toffoli, difficoltà nel controllo, Zanatta butta dentro, Cortina va a spingere, ancora idee poco chiare in questi primi 2 minuti e mezzo di gioco. Però Faloppa qui recuperare un disco un po' su un difettoso controllo dell'avversario nell'angolo, c'è la pressione, arriva anche Zardina Cidali, proviamo dalla mischia, esce però in maniera positiva il Fassa, ancora il disco portato dall'altra parte, recupera Luca Zanatta, vuole il disco adesso Faloppa, anzi Chitopo non raccoglie, c'è il forecheck ma c'è l'icing, quindi rimarranno gli stessi giocatori sul ghiaccio fino alla prossima interruzione. Andiamo a controllare e ovviamente a presentare anche la quaterna arbitrale di questa sera, che è condotta dai due capi arbitro Benvenu e Moschen. I linesmen sono Davide Mantovani e Alessio Bedana. Ingaggio alla sinistra di Martino Valdarin, di fronte Zardini e Cedelli a Trotner, se non vado errato, adesso devo scorgere il nome sulla maglia, anzi no. Ingaggio vinto dal Fassa, lo porta fuori Giftopoulos on break con Mose, Giftopoulos, poi il tiro, c'è il gol! Come bene abbiamo finito il campionato scorso, illuminando l'Olimpico, anche se le ultime 2 partite si erano giocate a porte chiuse, prima che venisse bloccato tutto il campionato, ricordo si parla dei primi di marzo. Giftopoulos così conferma la sua bravura anche all'inizio di questa stagione, contropiede, tiro angolato che sorprende il Jung, il nuovo portiere svedese del Fassa, che va a sostituire l'ucraino Zakharchenko. Facce nuove anche in Val di Fassa, ma avremo modo di parlarne durante questa cronaca. 2 minuti e 57, Cortina in vantaggio con il numero 73 Remi Giftopoulos. Vallazza sulla blu per Barnabò, disco dentro, ben fatto. Pietro Niro, c'è ancora fuori gioco, non è d'accordo Pietro Niro, scuote la testa. Ricordo che Cortina ha giocato solo un match in questo inizio di travagliato di stagione di Alps Hockey League, un esordio non vincente e non convincente quello in Val Gardena, e da lì la lunga pausa. Il Fassa invece ha potuto disputare 4 partite, ovviamente condizionato anche dalla situazione di stop per quarantena e casi positivi delle altre squadre come appunto Cortina e Asiago. Il Fassa non è riuscita a completare tutto il suo calendario iniziale, solo 4 match, 2 sfide di regular season, le ultime 2, e una doppia sfida con il Gardena nel return to play, persa dai Ladini, anche le sfide di regular season perse con Renon e Valpusteria. Il Fassa, che dicevo, ha cambiato diverse cose, mantenuto però un assetto importante. Grave ovviamente la perdita soprattutto di Luca Schiodo, ma già la conferma di
Joe Mizzi, è stato un colpo importante di Ongari e compagni. Zakharchenko ha preferito tornare in patria, al suo posto questo Jung, in cui si dice bene anche se non ha avuto un inizio di stagione proprio brillante, e poi è arrivato dalla serie cadetta Daniel Rossi tedesco, giocatore che aveva fatto grandi numeri a Caldaro, poi acquistato dall'Asiago nella passata stagione, non ha convinto la dirigenza giallorossa e si è spostato a Varese, dove ha fatto un sacco di gol nella serie cadetta. Quest'anno ancora deve brillare in queste prime partite iniziali, ma ci sarà tempo, almeno noi lo speriamo, per tutti quanti di poter brillare sul ghiaccio, di giocare e di divertirsi e di farci vedere un po' di hockey, purtroppo solo al monitor, solo dalla vostra appunto smart TV oppure appunto computer. Cortina con Toffoli, buon ingresso in zona, fuori gioco millimetrico, arriva anche il tiro di Toffoli, non aveva sentito il fischio. Una buona azione dalla quarta linea ampezzana, un ingresso in zona proprio millimetrico, l'offside di Faloppa qui in questo caso. Giocati 5 minuti, ricordo il Cortina in vantaggio per 1-0. Questo è un recupero delle sfide del return to play, ingaggio vinto dal numero 60 Zarina Cedelli. Luca Zanatta prova ad infierire in zona, Faloppa ha il tiro dalla blu, blocca Jung per non creare grattacapi alla sua difesa e a se stesso, preferisce controllare il puck anche per andare a cambiare gli uomini sul ghiaccio, così fa anche la squadra di Ivo Marachka. Arrivano le prime linee, quella del Cortina formata da Rimir Giftopoulos, Cazzola e Andrea Moser, quella Fassana con Kastlunger e il Diablo Diego Iori e il giovane Luca Biondi. Disco spinto all'esterno, supera la metà campo, supera la blu ampezzana, raccoglie Luca Zanatta nel suo terzo, al fratello Mike, supera un paio di avversari, Mike, ingresso in zona pulito per il 58, il tiro deviato, finisce sulle reti di protezione, davanti sulle reti di protezione che proteggono teoricamente la curva dei tifosi avversari. Vogliamo salutare ovviamente tutti i tifosi ampezzani e fassani che sono all'ascolto e che sono in diretta anche sullo streaming. Salutare la curva della Cortina che ovviamente soffrirà come tutti i tifosi del resto per l'impossibilità di vedere la propria squadra dal vivo cantare e sostenere. Zanatta, il tiro, para bene qui Jung su un disco volante buttato al centro da Mike Cazzola. Il Fassa si deve difendere, sicuramente molto meglio il Cortina del Fassa in questi primi minuti, 0 occasioni per il Fassa se non quel disco dopo pochi secondi che ha attraversato tutta la linea dell'area piccola in maniera longitudinale. E il Diablo chiuso in maniera elegante, dirigente, pulita da Luca Zanatta che rilancia il break, non raccoglie Chad Pietronino, non c'è icing, si va a prendere il puck dietro la gabbia e poi però nel secondo momento viene sorpreso dall'abilità difensiva di un Fassano che ricostruisce la manovra. Kastlunger cade a terra, riprende anzi la Biondi, riprende il puck adesso Vallazza, in zona neutra cerca un dump angolato, trova Jung che prende il puck con la grande mano, lo mette a terra, un po' lento nel restituire il disco ai compagni di squadra. Ci sarà un ingaggio in zona offensiva per gli ampezzani. Francesco Bombadami alla sinistra di Jung, ingaggio vinto dalla squadra ospite, prova a allontanare qui in maniera non proprio precisa Zanetta, quindi Cortina può ancora giocare altri, il forecheck Caletti, ma c'è l'anticipo di Vallazza, qui bene Barnabò, non vediamo se il chip out è riuscito, ancora Caletti supera un avversario in maniera tecnicamente alta con una bella giocata, arriva la prima vera occasione proprio sulla stecca dello zio. Edo Caletti assistito da Felicetti, mette un ottimo disco al centro a Leonardo Felicetti che arriva dalle giovanili dell'Iserlohn, per lui qualche stagione nel junior in Germania, il ritorno a casa del ventenne. Buona la costruzione e la manovra, soprattutto l'ultima assistenza appunto del giovane Leonardo Felicetti che assiste Edo Caletti, colpisce di prima intenzione il milanese, non è fortunato, bravo Martino Valdarina, può ripartire adesso il Fassa, ma almeno ci prova.
prima vera azione importante dei Ladini. Cortina, come dicevo, aveva fatto di più fino a quel momento, adesso sembra che il Fassa abbia con l'occasione. Qui open eye check di Cordiano, molto ben riuscito su il giocatore fassano, non abbiamo visto chi, ancora De Zanna, l'assistenza ritroso per Cordiano, tiro non potentissimo ma angolato, apre bene le gambe Jung e va a prendere questo pack sul primo palo. Sempre 1-0 risultato dall'Olimpico per il Cortina, ricordo gol di Remi Giftopoulos. Vediamo come sta andando anche l'altro match di questa sera, che inizierà alle 8:30, Gardena Asiago, se non vado errato, dovrebbe iniziare alle 20:30, lo seguiremo ovviamente nel momento in cui il match prenderà l'avvio. C'è qualche problema per Jung in questo intervento in spaccata, forse ha accusato un problema, addirittura sì, sta per essere sostituito il portiere svedese del Fassa, al suo posto il bravo, talentuoso anche Felicetti, Marco Felicetti, se non sbaglio un classe 2001-2002, Jung fuori per un problema fisico, vediamo se avrà sicuramente l'assistenza da parte dei sanitari e dei medici della società e se riuscirà in qualche maniera a riprendere il suo posto tra i pali, tra i tubi rossi della gabbia dei Falcons. Al suo posto c'è comunque il buon Marco Felicetti. Zanatta prova il taglio alto verso Toffoli, un po' messa male qui l'avanguardia ampezzana, tutti più o meno nella stessa zona, si devono distribuire un pochino meglio. Le due ali, Faloppa e Toffoli, erano nella stessa zona, creando così poche chance per una ripartenza agli ampezzani. Remi Giftopoulos, la prima linea sul ghiaccio, passaggio breve davanti alla sua gabbia per Zanatta, poi Vallazza fa circolare il pack fino alla parte di Remi Cazzola, che evita bene il primo check, riesce a muoversi in maniera diligente dietro la gabbia, disco il centro, non perfetto, può fermare tutto Marco Felicetti, che ricordo che è andato a sostituire Carl Axel David Jung. Nuovo acquisto tra i pali per la società ladina dopo l'addio di Zakharchenko, l'estroso portiere dalla nazionalità russa e ucraina, se non ricordo male, mentre questo Avrid, con questo primo nome piuttosto lungo, appunto Jung. Attenzione però il break a Pezzano, Cazzola, un tiro sul primo palo, va un pochino a impensierire Marco Felicetti, che subisce così il primo tiro del suo match, che è iniziato da circa un minuto. Dicevamo la carriera di Jung, che si divide tra terza divisione svedese e seconda serie, l'hockey Allsvenskan, ha anche qualche gettone in SEL, in SHL, ma con zero presenza. Diego Iori dietro la gabbia, tenta il numero, forse una Michigan, no, non riesce a alzare il disco adesso per il difensore svedese Hermansson, anche lui un nuovo acquisto del Fassa, Mark Hermansson. Si è perso anche Rupec, il Fassa, che ha preferito, tra virgolette, ritirarsi nella Lega cadetta, nel Fiemme. Col Fiemme è andato a giocare l'esperto difensore Rupec, che già da qualche anno giocava nella massima lega italiana, tra Vipiteno appunto e Fassa e Gardena, se non ricordo male. Barnabò, disco dall'altra parte per Pietroniro, ancora continua, sicuramente sarà più motivato, ha più gambe, ha più voglia, fa molta confusione comunque nella squadra ampezzana, prova a pattinare di più, c'è molta volontà, ovviamente c'è molta appetito di ghiaccio, voglia di sentire il puck sulla stecca e di scontrarsi con gli avversari, soprattutto è quello che manca ovviamente di più. Bella parata qui di Matteo Mallarin, solita presa plastica che non lascia nessun fronzolo e nessuna possibilità agli avversari di andare a riprendersi un rebound. Matteo Mallarin su tiro insidioso dai Bulling di destra. C'è una pausa sul ghiaccio, non abbiamo capito bene perché, sinceramente. Aspettiamo una comunicazione, forse un time out a questo punto.
Sì, è un time out, non sappiamo bene da chi chiesto, ce lo comunicherà sicuramente adesso il buon Marco Di Bona dalla sua cabina di speakeraggio ufficiale dei cronometristi. Si va in viaggio dopo il time out, non abbiamo bene capito da chi fosse stato richiesto, non ha importanza, si torna a giocare. 9:33 ancora da giocare nella prima frazione, 1-0 per Cortina, ricordo gol di Remi Giftopoulos quasi allo scadere del secondo minuto iniziale di gioco. Marco Sanna nell'angolo alla destra di Felicetti, ricordo Felicetti che ha sostituito Jung per un problema fisico dopo una parata in spaccata. Daniel Tedesco supera un paio di giocatori, buona la sua move, prova a saltare un altro avversario, ancora un numero, forse un po' lezioso nell'ultima finta, l'ex Varese, però aveva fatto tutto molto bene fino a quel punto, un po' più di cattiveria e meno autocompiacimento. Sanna butta il pack e va a cambiare, arriva di nuovo la quarta della Cortina con Faloppa, Toffoli, Zardini e Cedelli. E il Diablo lungo la banda di sinistra, prova a mettere un disco al centro, recupera qui Zardini e Cedelli che riparte, il numero 60 Ampezzano, le finte, l'ingresso in zona, salta il giocatore, poi viene fermato in seconda battuta. Il Fassa si deve difendere qui ma riesce a tenere il disco all'interno Faloppa, lo butta dall'altra parte nell'altro angolo, lo prova a dare a raccogliere qui ancora Zardini e Cedelli, ma Iori lo porta fuori, lo serve bene a Kaslunger, perde l'equilibrio Vallazza, crea un varco nella sua difesa, poi Cortina un break adesso con Toffoli e Zardini e Cedelli. Toffoli aspetta un secondo, forse trova, poi mette un disco interessante al centro, buona la move di Toffoli qui che ha fatto tutto in maniera precisa. Peccato non ci fosse la stecca di Faloppa di Zardini e Cedelli qui, bravo il numero 60 a tenere il disco per qualche secondo impigliato nell'angolo di difesa del Fassani. Moser, disco che non arriva a destinazione, c'era Giftopoulos lì ad aspettarlo e ancora passaggio erroneo, non c'è icing, Giftopoulos si acchiappa questo disco, lo serve a Moser che trova solo il plexiglass sopra l'incrocio dei pali. Mike Cazzola, disco per Larker non trattenuto, se lo recupera ancora l'ex Five Flyers, che gioca bene qui con Giftopoulos, ancora servito il brevilino Mike Cazzola, ancora lui si aggira lungo la blu, sbaglia l'assistenza verso lo slot, crea un break, bravo qui Larker a fermare l'oppositore, ancora Mike Cazzola con calma vuole il cambio, lascia il disco ai suoi compagni freschi sul ghiaccio. 7 minuti al termine del primo drittel, 1-0 Cortina, gol di Remi Giftopoulos. Ricordo, siete in diretta su Radio Cortina, sullo streaming del sito dell'Hockey Cortina, ma ovviamente trovate tutti i dettagli sia sulla pagina dell'Hockey Cortina che su quella della Alps Hockey League, semplicemente cliccando sul dettaglio nominato streaming vi si apre la possibilità di vedere il match. Ricordo, bisogna registrarsi, pagare la cifra del biglietto, chiamiamolo così. Pietro Niro, il tiro centrale, Felicetti si oppone, non controlla, non blocca, disco allontanato dai Fassani, ci sarà icing. Diciamo del Fassa che appunto ha salutato Rupe, ci ha salutato soprattutto Luca Schiodo che è tornato in Canada nella sua Guelph per intraprendere gli studi e giocare nel campionato universitario canadese, giocatore che aveva deliziato il pubblico fassano, ladino nella passata stagione, ma anche tutto il campionato, dimostrandosi un giocatore, classico giocatore brevidineo con la tecnica e la velocità veramente incredibili. Un Fassa che comunque ha concluso la stagione regolare l'anno scorso all'8° posto, la miglior stagione di quelle giocate dai ladini in Alps Hockey League fino a questo punto, quindi un Fassa che ha costruito qualcosa di importante durante il passato campionato e vuole continuare su questa linea, e quindi anche la società è stata attenta ovviamente a non sbagliare negli investimenti, tenendosi ovviamente molto cauta, ma ha pescato secondo me i giusti elementi per tenere
tenere alto il livello per questa stagione di Alps Hockey League, che sappiamo benissimo sta procedendo a singhiozzo, ma sta procedendo, quindi la speranza ovviamente per noi di vedere l'hockey, per voi di poterlo vedere tramite lo streaming, di ascoltarlo, e soprattutto la speranza di poter tornare a breve anche allo stadio è quella che la Alps Hockey League vada avanti. Break del Cortina con Faloppa, torniamo live. Faloppa prova a saltare prima l'arbitro e poi l'avversario, lo salta adesso Zanino Cedelli dietro la gabbia, il numero 60 Pezzano con rovescio del bastone sulla blu per Cordiano prova il tiro davanti alla gabbia, Toffoli non riesce a deviare, ancora Zanino Cedelli chiuso bene qui in balaustra dalla fisicità del Diablo, che sbaglia però, anzi non era il Diablo, l'uscita completamente sbagliata qui da parte di Hofer, chiedo scusa, confuso per la stazza simile, soprattutto per la barba nera che hanno entrambi. Dicevamo appunto della campagna acquisti del Fassa, che è appunto riuscito anche a ingaggiare Roland Hofer dal Valpusteria, acquisto di peso, di esperienza molto importante. Un Fassa che comunque tra le sue fila giocatori di altissima esperienza combinati a tanti giovani bravi ragazzi. Non ultimo appunto Leonardo Felicetti, appena citato in precedenza per la bella azione, forse unica occasione della Adini sul tiro di Caletti, ma l'assistenza preziosa era stata quella proprio dell'ex Iserlohn Eastman, suggerimento per Zanetta che cicca un po' il puck, ma perché c'era un blocco da parte di un terzino Pezzano. Moser va a riprendersi il puck, il numero 88 Pezzano, finta il passaggio, poi trova la soluzione esterna invece per Cazzola, che con un lob assiste Giftopoulos sulla blu, adesso ancora per Mike Zanatta, lascia sfilare il puck il greco, ancora Remy dietro la gabbia, anche per lui, soprattutto per Remy Giftopoulos, inizio di stagione alquanto particolare. Zanatta, il tiro, ferma tutto qui Marco Felicetti, esce con la mano dal specchio della porta e blocca qualsiasi iniziativa ampezzana per evitare pericoli. Dicevamo di Remy Giftopoulos, arrivato in ritardo a Cortina, appena arrivato non si è potuto praticamente mai allenare, se non forse un allenamento dopo la quarantena obbligatoria per appunto i provenienti dall'estero, e poi un allenamento e poi praticamente è iniziata la quarantena dell'intera squadra, quindi il numero 73 Pezzano, attenzione al break però del Fassa, grande azione qui, gran bel gol, contropiede, dorme la retroguardia pezzana, ma azione deliziosa di contropiede sull'asse Mizzi, Daniel Rossi tedesco, e il marcatore, dovremo adesso controllare, e il pareggio del Fassa, quindi che arriva a 3:40 dal termine del primo tempo qui all'Olimpico. Diciamo subito, se non sbaglio, Kustacher che va a siglare la marcatura a porta vuota, ma tutto costruito molto bene con una bella triangolazione appunto Mizzi, tedesco e Kustacher dovrebbe essere, ma non abbiamo più neanche tanto l'audio che ci arriva dallo speaker, ma andremo a controllare subito sul sito della Alps Hockey League per avere in tempo reale, ovviamente più o meno reale, la marcatura. Ricordo all'1-0 a Pezzano siglato da Giftopoulos, ma seguiamo subito il break con Capitan Kaslunger fermato nel primo tempo, poi riesce a costruire bene, a servire Diego Iori, bel tiro angolato diagonale basso sul secondo palo, para bene qui Martino Valdarin. Dicevamo Giftopoulos assistito da Moser per l'1-0 dopo neanche 3 minuti, eccolo qui lo speaker, così ci conferma la marcatura. Schiavone, che ricordo ha avuto un inizio di stagione problematico l'anno scorso per un brutto infortunio proprio subito contro il Cortina, ha iniziato la stagione, se non sbaglio, proprio con l'anno nuovo, un giocatore di indubbio talento, su passaggio di Mizzi, quindi segna Schiavone il pareggio della squadra diretta da Marco Liberatore. Cortina con la terza sul ghiaccio, Sanna prova ad andare a fare un po' di forcecca in pensieri dei difensori avversari, però un Fassa che ha ripreso a pattinare molto bene, e Cortina però che regala adesso, anzi Fassa che regala un break a Pezzani. L'Archer, disco al centro non preciso, per qualche maniera arriva Sanna, attenzione pericolo, ed è proprio, anzi vediamo chi è stato a segnare, non l'Archer ma forse Tommaso Alverà, con la porta sguarnita, no è l'Archer, Emanuele L'Archer, che aveva iniziato l'azione e poi si è trovato il disco sui pattini davanti alla porta
dopo il rebound concesso da Felicetti, porta sguarnita, l'Archer segna il suo primo gol stagionale, forse anche il suo primo gol in Arps Hockey League. Se non è il primo è comunque il secondo nella sua carriera in maglia afro in Arps Hockey League per Emanuele L'Archer, attaccante ai tempi del giovanili, reinventato difensore, che sta acquistando sempre più fiducia da parte dello staff tecnico ampezzano. Zanatta, Luca, il tiro su Felicetti per allungare un po' la squadra ampezzana, che qui va a spingere, va a chiudere, però la ripartenza buona, va a prendersi questo disco in zona neutra Zardini da Cedelli, supera qui la finta buona, riuscita in un primo momento, gira la porta, il numero 60 prova ad andare tutto da solo, servizio sulla blu per il tiro di Phil Pietroniro, tutto molto bene qui, ancora il pressing degli ampezzani. Attenzione però al break, Cortina un attimo con un cambio di ritardo, Gio Mizzi si molla sul ghiaccio, qui Pietroniro in qualche maniera interferisce nell'assistenza di Mizzi verso Schiavone, errore sul cambio ampezzano che ha lasciato un varco, ha lasciato un 2-1 sanguinoso. Tedesco butta il puck nell'angolo per l'avventarsi di un compagno, sbaglia però adesso il passaggio in zona. Luca Biondi regala un disco a Cazzola, che lo regala sistematicamente agli avversari nuovamente. Riparte qui Castrunger, Biondi, il tiro parato qui bene da Martino Vaidarin. Castrunger ancora dalla blu, buona botta di prima intenzione qui di Hofer, parata con la punta del pattino da parte di Martino Vaidarin. Ancora Diego Ioli dietro la gabbia, prova un wrap around. L'uscita adesso del primo blocco ampezzano, Remighi Vitopoulos con il suo solito modo elegantissimo di pattinare, serve verso Cazzola che trova il tracciante perfetto dall'altra parte sul secondo palo, ma non è d'accordo, almeno non è sul pezzo, diciamo così. Andrea Moser, che arriva con un attimino di ritardo sulla buona intuizione ampezzana, ma dall'altra parte un altro break. La partita non è per niente male, ci sono sicuramente tanti errori ma tantissime occasioni da una parte all'altra, continui contropiedi, era da aspettarsi un match così sicuramente. Cortina con un gran desiderio di giocare, Fassa altrettanto, perché solo 4 partite in un mese sicuramente sono poche, e quindi si gioca più per proprio necessità di divertirsi, necessità di sentirsi a proprio agio, di prendere confidenza. Quindi si possono commettere errori anche gravi, che ad essere sinceri finora non si sono visti da entrambe le parti, però comunque molti passaggi sbagliati, poca ovviamente calma e tranquillità nel gestire il gioco, ma un primo tempo gradevole che fila via liscio, senza penalità, con poche interruzioni, con una partita che ci ha regalato emozioni soprattutto nei secondi 10 minuti, con il gol di Remighi Vitopoulos che ha aperto le danze al 2.57 dall'inizio del match, il pareggio di Schiavone e poi sul finire esattamente al 17-24 la marcatura che ristabilisce il vantaggio ampezzano, il parziale, con il gol di Emanuele L'Archer per il 2-1 ampezzano. Noi ci risentiamo tra circa 15 minuti, ci rivediamo sullo streaming dell'Hockey Cortina e sulle frequenze di Radio Cortina. Da Luca Zardini da Cedelli, arrivederci, a risentirci tra circa 15 minuti. A dopo. E poi lungo stop. Grazie regia, siamo in onda, perfetto, sono pronto anche per lo streaming ovviamente. Ricordo in parallelo, se non avete la fortuna di poter seguire il match in video sul sito della Hockey Cortina, ricordo la procedura è quella di andare sulla pagina, sulla finestrella dello streaming, registrarsi, il login, pagare il piccolo prezzo di accesso per vedere la partita. Il secondo tempo è iniziato con Cortina che affronta bene subito i primi secondi della seconda frazione con Mike Cazzola, si gira bene dietro la gabbia, controllo per Remighi Vitopoulos verso Moser, il tiro sui pattini di Kasslunger, Zanatta tiene dentro il puck, prova ancora a tenere alto il baricentro qui Remighi Vitopoulos in pressione su un disciplinato Eastman. L'uscita di zona sbagliata qui, ancora il buon recupero di Adami, suggerimento ritroso per ricostruire la manovra affidata a Phil Pietroniro. Qui il controllo non è preciso, passaggio però sul rovescio del bastone difficile da raccogliere per Capitan Adami.
Riparte adesso Kaslunger, gira largo, stringe verso l'interno, si trova dietro la gabbia insieme a un compagno, era Zanet, che va ancora a prendersi il pack alla destra di Martino Valdarin. Ricordo assente Marco De Filippo, assente anche Cottam, ma in tribuna ci sono anche Alessandro Zanatta e Edgar De Toni. Passa bene qui in questa fase di gioco dalla blu, il tiro di Hofer intercettato per la ripartenza del contropiede affidata a Chad Pietoniro. Lungo la rossa di porta prova l'impossibile dell'impossibile cercando il primo palo dalla linea rossa di fondo. Tiro dalla blu, contiene bene qui Marco Felicetti, quindi continua lui la sua partita. Fermo ai box Ljung, che non vediamo neanche in panchina, quindi da considerare che Ljung in questo momento sia sotto osservazione in spogliatoio. Il medico sociale Fassano starà sicuramente cercando in tutte le maniere di poter rimettere in sesto Ljung, che ha accusato, secondo il mio personale parere, almeno quello che ho visto, un dolore alla coscia, all'interno coscia, all'inguine dopo una parata di spaccata. Almeno questo è quanto ho potuto vedere e immaginare. Giocati 2 minuti e mezzo, 2-1 sempre per Cortina. Ricordo, primo gol di Remi Giftopoulos, primo gol all'Olimpico di questa stagione. Dopo 2 minuti e 57 il pareggio di Schiavone e la immediata quasi replica per il nuovo vantaggio a Pezzano di Emanuele Larcher. Si cambiano ancora le linee sul ghiaccio. Ribadisco i saluti a tutti i tifosi ampezzani e ovviamente anche a quelli della Val di Fassa collegati su Radio Cortina o sullo streaming del sito di hockeycortina.it. Al face-off di fronte a Felicetti, Zardini da Cedelli, che vince la contesa, pacca ritroso per un Luca Zanatta che si spinge nell'angolo. La pressione, l'aiuto, la solidarietà da parte di Zardini da Cedelli, ma arrivano 3 giocatori fassani che hanno la meglio a uscire dalla mischia. Un bastone di troppo su una stecca fa lamentare qualche componente della panchina di Marco Liberatore. Arriva il gol del Fassa in break, la bella combinazione, passaggio verso il centro e arriva una deviazione ben riuscita che si infila, col disco che si infila tra i pattini tra i gambali di Martino Valdarin. Break riuscito, passaggio dall'esterno verso lo slot, colpo al volo di prima intenzione, deviazione minima ma fondamentale. Trova il fondo della rete, il pack per il pareggio del Fassa dopo 2:49. Andiamo adesso ovviamente anche a confermare il marcatore per 2 pari Fassano. Giocati 3 minuti ora. Hermansson sbaglia tutto, concede il disco sulla blu a Phil Petronino. Phil Petronino lo scarico, non troppo convinto. D'altra parte Ballazza, dietro la gabbia Mike Cazzola. Il tiro, adesso la bomba di Phil Petronino che ha proprio nei suoi colpi migliori il tiro dalla linea blu, finisce dopo una deviazione alto sul plexiglass. La ripartenza fassana, si crea un varco, attenzione, un po' troppo lungo qui il disco, difficile da raccogliere per Biondi. Hofer lungo la blu, ancora fa circolare il disco dietro la gabbia per Kaslunger. Capitano per il tiro di Hofer, deviazione anzi block shot, quindi tiro praticamente parato dai parastricchi di Vallazza davanti alla gabbia. Cortina sbaglia ancora qui, vedo Caletti, prova il numero, ma anche lui concede un break a Pezzani. Cazzola non è velocissimo né precisissimo nel servire Giftopoulos, che però si avventa sul disco, prova ad andare a prendere, insomma troppo solo e isolato. Iori prova a mettere fuori 2 tempi, non è fortunato, c'è offside secondo me, non fischiato qui. Adami, lo scarico sul rovescio del bastone per Larcher ancora per Adami che fa circolare il disco, perde, c'è un fallo, è la prima penalità del match, bastonata sulle mani di Adami che perde anche il guanto. Non è molto contento Adami, possiamo accusare il colpo, niente di grave ovviamente, ma una brutta botta sulla mano destra, almeno così sembra, visto che ha perso anche la mano sinistra, ha perso anche proprio il guanto. È il primo power play della serata a favore degli ampezzani, quindi siamo anche curiosi di vedere che special team schiera Ivo Masca. Dicevo appunto,
cronaca diretta sulla radio come di consueto da 10 anni, dopo tutto l'occhio minuto per minuto, anche esclusivamente solo su Radio Cortina, con le cronache integrali che vi offre l'emittente delle Dolomiti Radio Cortina, e poi lo streaming. Abbiamo iniziato l'anno scorso nel finire del campionato e continuiamo quest'anno. Luca Zanatta, seguiamo il power play con lo special team creato da Cazzola, Giftopoulos, Chad Pietroniro, Phil Pietroniro e Luca Zanatta. Mike Cazzola, Remy Giftopoulos, guarda la porta, trova un attento però Marco Felicetti, che si sta dimostrando assolutamente all'altezza nel momento in cui è entrato sul ghiaccio a sostituire il portiere svedese neoacquisto della dirigenza ladina Arvid Ljung. Cortina in power play ancora per 1,42, 102 secondi a disposizione da Pezzari per ritrovare il vantaggio. Disco nell'angolo a sinistra di Felicetti, sulla blu per Zanatta, vuole il disco Pietroniro, il tiro di Pietroniro, una botta anche questa ma troppo alta. Luca Zanatta cerca Cazzola, lo trova, esterno per Giftopoulos, ancora Cazzola, baffi esterni del Bulli di sinistra rispetto al portiere Fassano. Pietroniro deve sistemarsi il pack sul ghiaccio. Luca Zanatta, ancora circolazione del disco c'è, non è troppo rapida. Ora arriva il tiro di Cazzola, fuori di poco anche questo, il tiro di Pietroniro su assistenza di Cazzola. Può liberare finalmente la squadra fassana dopo un minuto di pressione del Cortina, una pressione che però non ha portato effettivamente dei tiri veri e propri verso la gabbia, o almeno nello specchio della porta. Chad Pietroniro sulla blu per il fratello maggiore, baffi esterni di sinistra per Cazzola, Cazzola ancora richiuso Polo nella solita posizione per il tiro di Pietroniro, la botta di prima intenzione, para bene qui Felicetti, che sotto pressione sta rispondendo alla grandissima. Ancora il Cortina che mantiene gli stessi 5 uomini sul ghiaccio, che probabilmente andranno a cambiare ora dopo un minuto e mezzo di special team. È lecito anche andare a dare forza fresca al gioco di potenza del power play Ampezzano. Luca Zanatta è sul ghiaccio, lascia qui a Barnabò, largo per Vallazza, Vallazza tenta di mantenere il disco in possesso, arriva anche Alverà, ci prova col pattino, alla fine è fortunata e felice l'uscita di zona dei Fassani, anche se chiusi a metà campo, disco che però adesso arriva dalle parti di Matteo Maidarin, che fa scorrere per Adami dietro la gabbia dell'11 figlio d'arte. Adami rischia moltissimo qui, troppa confidenza, perde un pack da bollino rosso. Qui il gesto di Adami nel cercare il dribbling nel suo terzo, infatti regala il gol ai Fassani allo scadere del power play per il vantaggio. Tutto parte da un erroraccio del capitano, che adesso va a cercare forse un po' di conforto da parte di Martino Maidarin, ma è lui qui ovviamente il primo accusato su il nuovo vantaggio a Pezzano, su questo gol che nasce proprio da un errore in uscita di zona di Adami, che ha dato per vie interne cercando un dribbling difficoltoso senza velocità, e infatti ovviamente sistematicamente viene ripreso, se non sbaglio prima proprio dal fratello massaggiatore che dal coach Ivo Masca. 3-2 per il Fassa, che ribalta tutto, partita vivissima, un Fassa che è molto cinico, un Cortina che spinge, poco concreto sicuramente, non è riuscita a infierire nel power play, nell'unico power play del match, e un Fassa cinico che si gode le situazioni più opportune, come ha fatto in questo inizio di secondo tempo, giocando praticamente, realizzando 2 marcature su poche più occasioni avute. Larcher, il giovane terzino classe 2002, da non confondere con l'omonimo marcatore del secondo gol Ampezzano, in classe 2002, molto molto interessante. Mantiene dentro qui il disco Pietroniro, un po' di confusione sul ghiaccio, prova Sanna a servire De Zanna, ma c'è ancora un pochino troppa apatia, tanta voglia, e questa è la cosa che ovviamente non poteva mancare. Importante sicuramente, qui recupera un buon disco Zaniel Celeri con la mano, prova a controllare in balaustra, non ha compagni dove far scivolare il disco, arriva in suo soccorso adesso Davide Faloppa nell'angolo a sinistra di Felicetti, ancora mischia tra le gambe dei Fassani e degli Ampezzani nell'angolo, il disco non ne vuole sapere di circolare all'esterno di questa moltitudine di gambe e di stecche. Alla fine
non è ancora finita questa situazione, ancora a lottare su questo Pacca, la meglio qui Trotner che allontana il disco, lo porta fino alla parte di Matteo Madarin che lo lascia a Phil Pietroniro, la ripartenza di Phil Pietroniro, passaggio sul corpo di Daniele Cedelli, errore qui di Phil Pietroniro, regala una situazione offensiva agli avversari che arrivano al tiro, disco rimesso dentro, ancora recuperato da Pietroniro, prova ad andarsene da solo, in mezzo a 5 uomini, si butta in avanti senza troppa fortuna, del resto era veramente molto difficile andare a creare qualche grattacapo, però lo crea un errore difensivo del Fassa qui alla propria difesa, ma attenzione ancora un erroraccio qui di Ampezzani nella blu per la ripartenza di Gio Mizzi, disco verso l'interno, si stava per ripetere la medesima situazione iniziale, poi col rovescio del bastone, manca poco alla quarta marcatura qui il Fassa. Come dicevo, partita molto viva, moltissimi errori anche in questo inizio di seconda frazione, ma ci sono molte occasioni, c'è da divertirsi, non sicuramente per i palati fini dell'hockey, ma per chi ha voglia di vedere giocare con tanta volontà, con tanta voglia e godersi occasioni da entrambe le parti, perché il match si è aperto. Ovviamente il Fassa è stato più attento e cinico finora, il Cortina molto, non dico sprecone perché non ha avuto moltissime occasioni, però ovviamente ora il Cortina ha iniziato a spingere un pochino di più dopo essere passato dal 2-1 all'inizio del secondo tempo al 3-2, capovolta la situazione quindi in favore dei fassani, che ricordo nel giro di 4 minuti hanno ribaltato il risultato, il parziale, prima con Ploner e poi con Zanetta. Fassa che spinge avanti il pack, lo ferma Matteo Madarin uscendo col bastone, Barnabò ancora ritroso verso Luca Zanatta che lascia Tommaso Alverà che prova l'ingresso in zona, anzi Barnabò, Adami dietro la gabbia, sulla blu per l'Archer, ancora circolazione, Rolling dietro la gabbia, Rolling che si ferma dietro proprio ai pali rossi per un Fassa che adesso va a liberare, sta alzando la pressione evidente il Cortina, ma ancora poco concreto, poco cattivo, poco lucido anche. Ciao Pietroniro, prova il tiro, fermato, la ripartenza del Fassa, vediamo se riesce a controllare Zanatta, però c'è il recupero di due giocatori ampezzani per un offside, arriva il fischio della Fassa. 9:40 da giocare nel secondo tempo, quindi sorpassata la boa di metà match, c'è la pausa commerciale, chiamiamola così, mi è stata suggerita proprio dal socio e amico Giorgio Predon, già successo nel primo tempo questo intervallo e mi chiedevo appunto chi dei due allenatori avesse chiesto il time out e nessun conferma avuto dallo speaker, c'era un buon motivo, è appunto la pausa definita appunto commercial break, un po' come in NHL, un po' come in tanti campionati, è stata adottata quest'anno anche in Ars Hockey League, quindi perdono appunto la mia ignoranza e appunto non aggiornamento riguardo appunto a queste nuove formule all'interno del match che vanno a intervallare il match per circa 30 secondi, è come se fosse un time out non richiesto, ecco, diciamo così. Può far bene in questo caso una pausa al Cortina che deve riordinare le idee dopo questo 1-2 secco, anche se la squadra ampezzana ha ripreso il match in mano, anche se deve fare molto di più per andare a infrangere la porta di un attentissimo Marco Felicetti. Ripeto, non molte occasioni per gli ampezzani, nella seconda parte del power play del Cortina sono arrivati 2 tiri, forse 3, e il portierino Fassano si è dimostrato assolutamente all'altezza, ma si conosce la sua bravura. Fassa ordinato qui nell'uscita con Biondi che prova a saltare prima De Zanna, la ripartenza di Sanna veloce, stop and go lungo la blu, ingresso in zona, chiuso bene qui ancora dai Fassani, il Roiori, errore, però poi tutto viene a salvare tutto il capitano Kastlunger, si gira molto bene lungo la blu, serve Eastman, attenzione al suo tiro, Eastman nel traffico, pericolo,
il recupero di Vallazza, passaggio impraticabile, irraggiungibile per Alverà, che prova con un gesto tecnico a modi lacrosse ad andare a catturare questo disco, ma troppo alto per essere controllato. Ancora Fassa, la ripartenza, largo Offer, qui se non vado errato in proiezione offensiva, il tiro dalla distanza fuori dallo specchio della porta, bravo qui Faloppa a recuperare, Schiavone per l'ingresso in zona, la pressione, Cortina un po' più fermo qui e non riesce a prendere il possesso del disco la squadra ampezzana. E ancora possesso Fassa, un po' impacciato qui, Faloppa non sa cosa può fare bene del disco, prova il tiro immediato a Schiavone, disco che viene allontanato dalla Cortina, ci sarà icing per un Cortina che con la sua quarta linea ha subito molto la pressione di Offer e compagni in questa situazione di gioco. Ecco passare sotto i nostri schermi, anzi adesso siamo dall'altra parte del ghiaccio, alla sinistra di Martino Valdarin, per la squadra ampezzana che deve mantenere gli stessi uomini sul ghiaccio, ricordo, per il errore di icing, per l'infrazione più che errore. Cordiano prova a allontanare, dall'altra parte c'è Faloppa che deve usare solo un chip esterno per la corsa di Zanina, Cedelli che si catapulta su questo pack, prova a mettere verso il centro, prova addirittura a colpire verso Felicetti, che si dispone bene lungo il palo, non era facile trovare il varco ovviamente. Ancora Zanina Cedelli, se ne va lungo la balaustra, lascia sfidare il pack, va a cambiare, ci arriva Moser un pochino troppo no look questo passaggio, regala il disco proprio agli avversari, poteva gestire meglio questa situazione il Bondreo. 7-18 al termine, 3-2 Fassa che ha ribaltato, ricordo il parziale, dall'inizio del secondo tempo. Fine primo, ora 2-1 per Cortina, dopo 2 minuti e poco più è arrivato il pareggio di Ploner e poi dopo 4 minuti il vantaggio di Zanetti. È iniziata anche la partita a Gardena, andremo subito a vedere come sta la situazione al Pranives. Mike Cazzola accelera, servito Moser, ingresso in zona, al limite del fuorigioco. Ancora non si è visto molto Mike Cazzola, neanche Remigio Topolo, ad essere sinceri, se non per il gol. Ci vuole tempo ovviamente, e chissà quanto tempo di incoerenza in successione potremo avere, nella speranza che appunto si possa tornare a giocare con una certa continuità. Parlo ovviamente per il Cortina, ma per tutte le altre squadre ovviamente la continuità è fondamentale. Ricordo sabato il ritorno di questa sfida di Return to Play al Gianmario Scola di Alba di Canazzei, 19:30. Buona occasione qui per Vallazza che manca clamorosamente lo specchio della porta, occasionissima dallo slot su suggerimento di Adami da dentro la gabbia. Confusione qui lungo la balaustra, regala un break con gli avversari, si apre la difesa ampezzana, Iori disco al centro, l'intervento qui si fa perdonare in parte Adami nel recupero e ora riparte con Cian Pietronino prova a dare da solo, tiro smorzato dalla stecca di Soe Constantin, ordinata qui l'uscita di zona invece dei Fassani che sembrano proprio più puliti in certe fasi del gioco, non aveva iniziato molto bene il Fassa, invece con l'andare del match è una squadra, si vede che ha più un sistema rodato, diciamo così. Il Cortina ha molto entusiasmo, ma ovviamente deve trovare i tempi necessari per affrontare una partita ufficiale, una partita semplicemente. Forse è ancora troppo poco, 25 minuti, anche se ovviamente il risultato è sul filo del rasoio e lo sarà sicuramente fino alla fine dei 60 minuti. Buon recupero qui di Larker su assistenza di Tedesco, Sanna prova il tiro, anche questo alto, tanta imprecisione nei tiri da parte di Ampezzani, questo abbiamo notato, perché sicuramente i tiri della squadra ampezzana sono stati di più di quelli della squadra di Liberatore, ma la maggior parte fuori dallo specchio della porta. Bravo Alverà qui per De Zanna cerca il corridoio centrale, trova una deviazione di una stecca, bravo ancora Marco Felicetti a catturare il pacco con la sua grande mano e a mettere il disco a terra e a fermare il gioco. 5-0-6 al termine, 3-2 Fassa. Ricordo in diretta su Radio Cortina perché ci stesse ascoltando
invece per chi ci sta ascoltando e diciamo vedendo, non la mia brutta faccia, ma vedendo il match, ricordiamo, siamo sul sito Hockey Cortina Streaming, un agile e facile registrazione per l'accesso e poi ovviamente la possibilità di vedere il match, pagato 7,50 € per vedere questa partita, come saranno tutte le partite casalinghe del Cortina e credo di tutte le società degli Alps Hockey League alla medesima cifra più o meno. Zanet, anzi Caletti, visto la gabbia, recupera il puck Giftopoulos, ecco Cazzola che mette un po' di turbo nelle sue gambe, Moser cerca ancora Cazzola, passaggio completamente fuori misura, c'è anche la stecca ad intrapporsi sulla traiettoria del disco, però trova una penalità Andrea Moser. Non è proprio contento il difensore Fassano, si va a lamentare con i direttori di gara, ma ovviamente la decisione è stata già presa e il Cortina può godere. Era Derek Eastman, è lui l'autore, è lui che va nel confessionale per i prossimi 2 minuti per un Cortina che ha una grande chance di tornare in parità a 4,40 dal termine. Prima di iniziare il power play facciamo un salto a vedere cosa sta succedendo al Pranives. 1-0 Asiago, power play Cortina invece all'Olimpico a 4,40 dal termine del secondo dritta, l'ingaggio perso da Cazzola, può liberare il Fassa ma non completamente, il disco viene trattenuto da Luca Zanatta, ma il Cazzola, il suo buon gioco di stecca a servizio di Luca Zanatta che prova subito il tiro, anzi cerca un passaggio filtrante fintando la botta di prima intenzione per Giftopoulos, non raccolto il disco. Cazzola, il tiro sopra il 7 alla destra di Felicetti, ma tanto sopra, disco che finisce dall'altra parte dopo il rimbalzo sui cristalli dietro la porta dell'estremo Fassano. Phil Pietroniro, ancora 2 giocatori presi un pacchetto famiglia dalla Migros a Asiago, Chad e Phil Pietroniro. Giftopoulos verso Mike Cazzola sulla blu, ancora per Luca Zanatta, il tiro ciccato qui, disco che si è alzato, difficile da raccogliere, Diego Iori può allontanare, Luca Zanatta raccoglie immediatamente, Mike Cazzola sbaglia il servizio a seguire verso Chad Pietroniro, ancora Luca Zanatta. 1 minuto di power play se ne va senza nitide e chiare occasioni per il Cortina, da rivedere sicuramente il power play. Ampezzano, Adami, ecco il secondo special team, Adami, Barnabò, vediamo chi sono gli altri elementi, Alverà, Vallazza e Cordiano. Adami cerca dall'altra parte Vallazza, potremmo andare a colpire, almeno cercare una soluzione interna, prova il tiro, Vallazza che questo è leggermente deviato, sorvola di 1 metro la porta di Felicetti, che ricordo è andato a sostituire nel primo tempo Jung. Vallazza si prende il terzo con calma, prova a gestire il disco, fa tutto molto bene per evitare la pressione avversaria, o almeno portarsi via qualche uomo. Lo fa, Cordiano sulla blu, rischia un po', Barnabò prova il tiro centrale, bravo ancora Felicetti, non era difficile, ma lasciando il disco nell'aria è riuscito nel secondo tempo a trattenerlo, a metterlo sul ghiaccio, quindi ineccepibile finora la prestazione di Felicetti. (2:35 al termine, ingaggio in zona offensiva per il Cortina, se ne va un altro power play a Pezzano. 2 power play questa sera in tutto il match, tutti e 2 a favore della squadra di casa, tutti e 2 amaramente falliti, poche veramente occasioni in entrambe le situazioni di uomo in più. Fassa che si prende il terzo, molto bene qui, però sbaglia tutto, prova adesso San ad andare in velocità sul errore di contenimento del disco del terzo da parte della squadra di Liberatore, che però brava a recuperare nuovamente. Sta amministrando con una certa attenzione e cura la squadra fassana questo vantaggio, rischiando veramente poco, anche come diciamo demerito del Cortina del Power, ma merito sicuramente anche al Fassa, deve aver giocato un ottimo penalty killing. Anche qui la ripartenza dello zio Edo Caletti di fronte a Martino Valdarin, è un po' trattenuto ai limiti, vuole una penalità che non gli viene concessa. La ripartenza di Ronny De Zanna,
lo scarico ritorno per Rimini Grifopoulos, Moser trova solo il corpo di Felicetti qui Andrea Moser, impreca qui con se stesso, avrebbe potuto fare molto meglio qui il Bondreo, addirittura provare a saltare Marco Felicetti, che ovviamente si era spinto di un paio di metri lontano dalla sua linea rossa per chiudere lo specchio. Con più calma Andrea Moser avrebbe potuto saltarlo sull'esterno, ma ovviamente è facile parlare da questa postazione. Cazzo, la prova il tiro sul primo palo, trova solo l'esterno della rete. Che occasione proprio di Cortina, questa era l'occasione veramente della questa seconda parte del match per trovare ovviamente il pareggio, non è stata realizzata. Tedesco, Mizzi, chiuso bene da Pietroniro, lo scambio adesso Grifopoulos verso Mike Cazzola che salta l'avversario, prova ancora il tiro sul primo palo, niente da fare. Pietroniro lottare su questo disco in balaustra con Cazzola e i Fassani, Cazzola ancora, para qui bene, non c'è verso, bisogna essere più freddi lì davanti porta, ma anche tanto merito ovviamente di Marco Felicetti. È un classe 2003, pensate, Marco Felicetti già nel giro delle nazionali, e già anche lui l'anno scorso ha giocato anche, se non sbaglio, qualche partita, comunque ha fatto da backup in prima squadra, dividendosi appunto con la squadra dell'Under 19 e con alcune presenze in Alps Hockey League. 3 partite giocate per lui, non una media buonissima, ma questo a un'età tenera come quella di 17 anni è più che concesso. Questa sera stiamo apprezzando il valore di questo giocatore che avrà un sicuro futuro. 44 secondi al termine, il Cortina ci prova, ma è ancora tutto molto confusionaria, un po' la manovra ampezzana affidata a singole iniziative e soprattutto quello che manca è l'imprecisione davanti alla porta. Fatto eclatante, quello più eclatante è proprio stata l'occasione capitata sulla stecca di Moser senza farne una colpa al diretto interessato, ma la freddezza, la capacità di andare in gol sicuramente. Attenzione, per la Cortina adesso si crea un'occasione con Pietroniro, anche qui esterno della rete su una situazione che poteva essere gestita sicuramente molto meglio. E quindi riprendere la confidenza anche con il tiro verso la porta sicuramente non è la stessa cosa che tirare ai propri portieri durante l'allenamento, che andare in partita e riuscire ovviamente ad infierire verso il portiere avversario. Cambia sicuramente moltissimo e quindi lasciamo anche il tempo ai giocatori ampezzani di riprendere questa confidenza e di farlo presto. Questo ovviamente magari nel terzo tempo di questa sera. Già 12 secondi infatti mancano alla fine del secondo drittel, il Fassa è in vantaggio per 3-2 con un parziale di 2-1 nella seconda ripresa, di 2-0 nel secondo periodo. Vantaggio meritato da parte del Fassa, che non ha fatto grandi cose ma le ha fatte bene, giocando ordinato, rischiando poco, difendendosi, quindi merito a chi ha il vantaggio finora. Sicuramente è legittimato il vantaggio da una squadra che ha prodotto le cose migliori finora in questa seconda frazione. Bene, noi cediamo la linea alla regia sia per quanto riguarda Radio Cortina che la regia dei Hockey Cortina /streaming se si state seguendo dalla TV. Ricordo il risultato 3-2 per il Fassa alla fine dei secondi 20 minuti. Noi ci risentiamo tra circa 15 minuti. A dopo. Ancora buonasera dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio, sono le 21:10, sta per iniziare il terzo periodo nel match valevole per la Alps Hockey League, un recupero della doppia sfida di Return to Play prevista ancora per la fase di ottobre. Per i motivi che ben conosciamo, appunto, il Cortina non ha potuto affrontare questa partita nella data prevista e così di conseguenza anche gli avversari, che questa sera si ritrovano sul ghiaccio per la gara 1 di questa doppia sfida che avrà il suo ritorno sabato a Fassa, a Giamagnolo Scola. Iniziato anche il terzo periodo, ricordo il risultato di 3-2 per il Fassa, che con un parziale di 2-0 nella seconda frazione ha capovolto completamente il risultato. Il Cortina deve tornare a giocare, soprattutto a trovare, cioè cercare di trovare più concretezza dalle parti di un positivissimo Marco Felicetti, che ricordo ha sostituito Arvid Ljung nel primo periodo. Occasione adesso per il Cortina,
passaggio dalla blu di Zanatta per la stecca volante di Giftopoulos. Qui Cazzola si lamenta, ma il disco era decisamente fuori dalla linea blu, ha chiesto troppo al suo controllo del pack. Qui Mike Cazzola, trascorsi 45 secondi, iniziato il terzo periodo. Ancora una buonasera a tutti da Luca Zardini Acidelli sulle frequenze di Radio Cortina, sullo streaming di hockeycortina.it. Il saluto a tutti i tifosi ampezzani e fassani all'ascolto e in visione del match. Ploner e Zanet hanno capovolto il risultato nella seconda frazione per un Fassa molto ordinato e accurato nel sistema difensivo, un sistema difensivo che è riuscito anche a contenere i due power play del Cortina, gli unici di questa partita. Qualcosa da rivedere ora sulle decisioni arbitrali per un disco che si è impennato, definito sui cristalli. C'è una deviazione di una stecca ampezzana, quindi ingaggio in zona per Caletti e soci. È proprio lo zio che va ad affrontare adesso Bumbo Adami. Ricordo 2 stagioni per una stagione e mezza per Edo Caletti qui a Cortina in Alps Hockey League. Il milanese al suo secondo anno in Val di Fassa. Vallazza dietro la gabbia, prova ad impostare, prendersi la responsabilità del gesto per dare seguito alla manovra, che ha un seguito dinamico, ma troppo rapido l'ingresso in zona di Adami. Qui c'è l'offside, tutto da rifare. Adami va a recriminare qualcosa al suo compagno di squadra Vallazza. Giocati 1 e 8 secondi dall'inizio del terzo tempo, risultato di 3-2 per gli ospiti della Val di Fassa, diretti da Marco Liberatore per la prima volta sulla panca del Fassa, e se non vado errato sulla panca di una squadra di Serie A. Phil Pietroniro per il fratello, che butta il pack avanti a circolare dietro la gabbia. Non c'è pressione da parte dei Ampezzani, che lasciano l'impostazione molto tranquilla all'uscita di zona dei Ladini. Vallazza sbaglia l'intervento in uscita, però recupera in questo momento con l'ausilio di Barnabò. Disco per Chad Pietroniro, Pietroniro largo, si chiude un po' troppo l'angolo, però arriva una mezza occasione per un disco toccato con la punta del pattino da parte di Felicetti. Non arriva all'appuntamento Barnabò. Altro offside qui di Adami, sconsolato. Forze fresche sul ghiaccio. Ha tenuto un po' fuori la quarta linea nei secondi 10 minuti del secondo tempo Ivo Masca, cercando di forzare più su le prime 3 linee. Non ha pagato lo sforzo e l'idea del coach Larker. Il tiro un po' troppo in ritardo sul corpo di un avversario di Ploner, se non vado errato. Adesso il Cortina può raccogliere dietro la gabbia. Marco Sanna lascia ad Alverà cerca ancora Sanna, che controlla bene il pack. Ancora a servire in tandem con De Zanna sulla blu per il tiro di prima intenzione forte, ma fuori dallo specchio di Cordiano. Nell'angolo a destra di Felicetti, Cortina che decisamente ha alzato la pressione sul finire del secondo tempo in questo inizio di frazione, ma ancora non vede la porta. E qui sbaglia l'appuntamento con il passaggio Larker. Ecco, rivediamo adesso gli Ampezzani della quarta linea con Toffoli, Zania Cedelli e Faloppa. Disco buono qui per Toffoli, è solo, vediamo cosa combina il numero 65 Pezzano. Salta bene gli uomini, poi si porta il disco nell'angolo. La pressione anche qui di Faloppa, poi di Larker, ancora Zania Cedelli che provano a tenere bassi i Fassani, che provano una ripartenza riuscita. Giomizzi dietro la gabbia, Zanatta un po' in ritardo nella carica, ancora Giomizzi nel controllo lungo la banda, prova a far circolare il disco, ne esce qui positivamente Zardini Cedelli che prova ad andarsene da solo. Il servizio largo per Toffoli che vuole il disco, voleva il disco della Zardini Cedelli al centro. Toffoli un pochino in ritardo nella sua assistenza qui, può recuperare Vallazza. Giocati 3 minuti e 30 secondi, 3-2 Fassa all'Olimpico. Ricordo, sfida di recupero, di return to play, si gioca il ritorno a Fassa, la squadra che segnerà più gol nel totale delle 2 partite guadagnerà 3 punti. Remi Giftopoulos, ecco lui il divino giocatore che ha illuminato l'Olimpico nella passata stagione, come detto confermatissimo, blindatissimo, tante offerte per lui, ma il primo step della società ampezzana è stato quello proprio di confermare
il canadese di origini greche. Vallazza prova il tiro ancora con qualche secondo di ritardo, c'è poco timing nei tiri, troppo ritardate le esecuzioni, quindi per questo tante volte si fermano sulle stecche avversarie. Visto poi lo scambio con Cazzola, il tiro, incrocio dei pali di Mike Cazzola, occasionissima nel terzo periodo questa per gli ampezzani, la bella combinazione con Remi Giftopoulos, il numero 73 col numero 13, il tiro di quest'ultimo che si infrange sull'incrocio dei pali, il 7 dritto alla destra di Marco Felicetti, occasionissima di pareggio per il Cortina che sta tenendo lì il Fassa per tutto questo inizio di frazione, ma manca ancora il gol e bisogna stare attenti perché il Fassa ha fatto vedere nella seconda frazione di essere cinico. Attenzione, potrebbe essere questa l'occasione proprio per i Dadini, chiuso molto bene qui da un dirigente uomo di Saronno, Max Cordiano. Sbaglia tutto Barnabò per un possibile break, deve recuperare Pietro Niro. Chad, servizio per Emanuele Larcher, aspetta il primo tempo, lascia il disco verso Barnabò dall'altra parte lungo la banda di sinistra, a seguire per Adami. Barnabò in pressione, Adami con il pack dietro di sé, ma potrebbe esserci una penalità per ritardo di gioco, vediamo se sarà così. Mi sa proprio di sì. Penalità a Hofer che chiede un tocco, ma non ce ne siamo avveduti sinceramente, quindi penalità sacrosanta. Lui è terzo palo per il Cortina e speriamo di non dover dire non c'è 2 senza 3, ma intanto vediamo sfilare sotto di noi Mike Zanatta, quindi non l'abbiamo più visto sul ghiaccio, ci chiedevamo per quale motivo. Il motivo è appunto che si è già fatto la doccia, quindi ha causato sicuramente un infortunio. Lo vediamo un attimino claudicante Mike Zanatta, che va dai suoi compagni qui posizionati vicino a me, quindi esclusi dal roster questa sera, appunto Edgar De Toni, Cottam e Alessandro Zanatta. Paolo per il Cortina, lo seguiamo live su Radio Cortina e su hockeycortina.it in video. Cazzola, Giftopoulos prova a girare Felicetti che esce molto bene dai pali e con un riuscito puck check riesce a mettere il bastone sulla traiettoria del disco. Zanatta, Luca, ancora lui, lo scambio con Mike Cazzola, prova il tiro ancora alle stelle e il disco che rimbalza e finisce fuori. Quanti errori di conclusione degli Ampezzani, soprattutto l'importante sarebbe trovare lo specchio della porta, ma io penso che 15 tiri alti sopra la traversa in questa partita, soprattutto nel secondo tempo e in questo inizio di terza frazione, li abbiamo visti. Il Fassa può allontanare, passa un minuto di power play, 14-13 a giocare nel periodo finale della partita. Ingresso in zona adesso riuscito dal primo special team Pezzano che rimane sul ghiaccio. Il tiro di Pietro Niro, para ancora Felicetti, disco che rimbalza, ritrova la Usta, viene allontanato ancora dal Fassa, va a cambiare il primo special team, resta sul ghiaccio l'unico uomo che aveva sostituito i suoi precedenti compagni, appunto Max Cordiano. Passaggio verso Vallazza, ingresso in zona, ancora ritroso verso il numero 19 Ampezzano, cerca il rolling in balaustra, in qualche maniera il disco riesce ad arrivare a Tommaso Alverà per Adami controlla bene qui il pack, lo gestisce molto bene, servizio per Barnabò, controllo un po' difettoso, anche il passaggio era un pochino forzato, gli è arrivato proprio sul pattino, non è riuscito a concludere immediatamente qui Barnabò. Cordiano, se ne va un altro palo per Ampezzano, vediamo l'ultima occasione, quello in più, Adami, gira tutto tondo, largo, si ferma, lascia a Tommaso Alverà, dalla blu, Cordiano, largo, pack in qualche maniera arriva Adami che prova il tiro. L'idea era buona, non aveva molte altre alternative qui. Attenzione però a non finendo il power, per tante volte si rischia molto. In questo caso Cortina mantiene il possesso. Ancora Tommaso Verà, la sua ottima tecnica a servizio dei compagni. Adami cerca il corridoio centrale, ma anche questo è forzato un po' come assistenza che poteva diventare opportuna. Riparte il Fassa che crea subito l'occasione, tiro di poco fuori alla destra di Martino Valdarin. Hermansson, tiro anche questo diagonale che passa in mezzo a una selva di gambe e si spegne in balaustra, ma passa veramente poco lontano dal secondo palo difeso da Martino Valdarin. Ancora un tiro, Martino Valdarin completamente coperto, non sa dove questo pack stia finendo, e ancora il possesso del Fassa che reagisce subito immediatamente al forecheck Ampezzano. De Zana, Sana, una buona occasione, Marco Sana, tiro diagonale basso, ancora Marco Felicetti.
Marco Sanna molto attivo in questa fase di gioco, il numero 5 per De Zana, il tiro di De Zana deviato, rimane lì, Marco Sanna lo recupera, però si ostacola con Cazzola per arrivare alla conclusione. Disco ancora per il canadese Pietro Niro, Phil, e parata di stile plastica del classe 2003. Fassano, estremo difensore Marco Felicetti, sicuramente finora MVP del match. Andiamo a controllare un attimo che cosa sta succedendo, chiedo scusa a Selva di Val Gardena, nella sfida di recupero della return to play tra Gardena e Asiago. L'Asiago è in vantaggio, inizio del secondo tempo, per 2-1 sul ghiaccio appunto altoatesino. Da rivedere qui l'ingaggio e da rifare. 11:49 al termine dei 60 regolamentari. 3-2 Fassa, ingaggio vinto dalla ex Five Flyers del Cortina, Elite Ice Hockey League britannica, ricordo quest'anno cancellata ancora prima di iniziare, decisione presa a fine agosto da parte dei club che hanno valutato non opportuna, non economicamente opportuna la scelta governativa di ridurre al 75% l'affluenza agli stadi, da qui la scelta dei club per questa lega privata di non giocare il campionato ufficiale. Quindi, come abbiamo visto, tanti giocatori sono arrivati anche in Italia, diversi. Giftopoulos dall'altra parte, il tiro, cerca il quinto buco, trova ancora un Felicetti attentissimo. Moser a ruttare nell'angolo, Randy Cazzola bravo qui nel servizio, che però non ha fortuna. L'idea era buona, un look sotto le gambe per trovare Giftopoulos davanti alla gabbia. C'è l'interferenza di una stecca fassana. Moser deve andare a cambiare, quindi prova a scaricare verso Felicetti e trova la via della balaustra, della panchina. Dicevo appunto anche i giocatori del Valpusteria come Perlini e il difensore di cui ora mi sfugge il nome, giocatori che arrivano dalla Lega Britannica. Adami, errore qui, anche se forse i compagni non erano proprio attenti, per un break Fassano molto pericoloso. Martino Valdarini in qualche maniera risponde all'iniziativa di Edo Caletti, che aveva saltato l'uomo ma non è arrivato alla conclusione. Il tiro, deviazioni, Zanetta chiuso, Larker prova a dar manforte all'Adami che riesce a mettere fuori il disco. Pietro Niro qui per De Zanna che si perde un attimino, regala ancora un disco agli avversari qui, che purtroppo per fortuna del Cortina stanchi vanno a cambiare e non approfittano della situazione opportuna. Tommaso Verà prova a girare la gabbia, wrap around, arriva il pareggio dopo la bella iniziativa di Verà che aggira la gabbia, prova l'idea personale, pack che finisce dall'altra parte sulla stecca di Luca Zanatta per il pareggio del Cortina a 9:54 al termine, quindi al 10:06 segna il numero 55 del Cortina, Luca Zanatta, il pareggio ampezzano, diciamo anche giustificato, anche premiato lo sforzo intenso di un Cortina che ha spinto per tutti i primi 10 minuti della terza frazione. Il Fassa ha avuto un paio di occasioni anche pericolose, ma ha cercato di controllare ovviamente la veemenza ampezzana, che ha prodotto un solo gol, ma un gol quello importante, quello del pareggio. Faloppa prova in mezzo a tre uomini, attenzione al break dei fassani, ne sono sempre accorti perché ripartono sempre velocemente. Qui una buona occasione per Cortina, Zarina Cedelli trova l'ingresso in zona, Cedelli prova il tiro diagonale, non male sul secondo palo, para ancora bene Marco Felicetti, riparte ancora il Fassa adesso. Tedesco trova Gio Mizzi, disco buttato all'esterno, quindi deve ricostruire tutta la squadra di Liberatore. Ancora Gio Mizzi, tagliante, è riuscito con i balzi balaustra, anche il tiro è riuscito. Faloppa prova a controllare bene il pack, lo fa bene qui in maniera diligente, lo consegna a Zanatta che glielo restituisce. Ancora Faloppa, fa tutto molto bene in fase difensiva, deve andare a cambiare Faloppa, ma prima ovviamente deve amministrare il pack e regalare la soluzione migliore per i nuovi compagni di squadra sul ghiaccio, e lo fa. Buono qui Pietro Niro per Giftopoulos, le finte, si mette col corpo, gira la porta, prova a mettere un disco al centro, pericoloso che rimane lì attaccato alla linea di porta.
deve spingere, deve forzare la porta del Cortina, come sa fare bene Remigio Topoulos con le sue lunghe leve, con la sua forza, con la sua tecnica, riuscire ad andare a forzare proprio, a spingere sul portiere, come ha fatto in questo momento, a creare quella situazione anche caotica davanti alla gabbia, che può con una deviazione trovare anche la via fortunata del gol. Mike Cazzola si ferma, consegna un buon disco qui a Moser, lo scambio, riuscito, Topoulos, ancora Mike Cazzola, il Cortina adesso sta giocando bene. Mike Cazzola, il servizio all'interno, manca un po' di precisione, attenzione ancora al break dall'altra parte. Buona ancora la fase difensiva qui di Larker su Zanet, se non vado errato, anzi era Caletti. Riparte Cordiano, deve temporeggiare ovviamente nell'angolo, aspettare forze fresche sul ghiaccio, lo fa in maniera diligente, Adami deve contenere il pack, non gli riesce, lo recupera il giovane Enrico Larker, servizio per Cordiano, non preciso, ma c'è tempo per sistemarsi il disco, ancora restituito verso la classe 2002. Chad Pietroniro, disco che in qualche maniera arriva da Adami, davanti alla gabbia deve retrocedere e il passaggio non è preciso verso Luca Zanatta, che si sta sciroppando tantissimi minuti sul ghiaccio dopo l'esclusione forzata del fratello per infortunio. Schiavone, buona la soluzione di Schiavone, attenzione, occasionissima qui per Daniel Rossi tedesco su iniziativa pregevole di Schiavone, grande parata qui di Martino Valdarina con lo scudo. 6,59 al termine dei 60 regolamentari, 3 pari risultato. Luca Barnabò finta il tiro, si ferma nell'angolo, fa tutto molto bene. Luca Zanatta prova il tiro immediato, trova solo il corpo del Diablo Diego Iori, recupera il disco proprio Luca Zanatta, servizio, combinazione riuscita, bella qui l'azione del Cortina. Tommaso Verrà prova il numero, in qualche maniera gli riesce, cercando di colpire con una finta e poi il tiro immediato, il tiro troppo debole. E qui c'è una time out, una pausa commerciale come in precedenza, non l'abbiamo, vediamo se viene comunicato qualcosa, ma credo sia il commercial break come suggeritomi dal fidato socio e amico Giorgio Pedron, che ovviamente è il commentatore ufficiale. Macchine, utensili, strumenti di misura. Abbiamo lo strumento più evoluto per il tuo lavoro. Fervi Pro Smart Equipment. Cerca il rivenditore più vicino a te su fervi.com. Torniamo in onda dopo lo spot commerciale, 6:33 al termine, sempre 3 pari il risultato qui all'Olimpico. Tifosi a Pezzani, tifosi a Fassani, tutti attaccati alla TV, alla Smart TV oppure appunto al vostro PC, ma anche alla radio, per seguire questa sera anche la partita su Radio Studio Record. Ovviamente il rapporto di amicizia con Radio Cortina permette questo scambio. Torniamo live, Vallazza, un tiro che viene in qualche maniera deviato, arriva sulla stecca di Alverà, ma purtroppo il pack si allontana dallo specchio della porta, non può colpire l'ex South Shore Kings, squadra di duo Miccioli. Il tiro di adesso Sanna, ancora Marco Felicetti, cercato il primo palo Marco Sanna, ha trovato ancora l'attento Marco Felicetti, che nulla ha potuto sulla marcatura pezzana del pareggio, quella appunto a firma di Luca Zanatta, e si è comportato veramente molto bene. Ma del resto chi ci sta ascoltando e vedendo da Fassa sa molto bene e conosce molto bene le qualità di questo portierino. Ingaggio in zona offensiva per il Cortina, 6-0-2 al termine, 3 pari risultato. Ricordo, questa sfida in sé non vale nulla, ma la sfida vale con il ritorno che sarà sabato alla medesima ora del 19:30 al Gianmario Scola di Alba di Canazzei. La squadra che segnerà più marcature nelle 2 partite guadagnerà i 3 punti che andranno a classifica. Ma ovviamente è importante vincere questa partita, parlo per il Cortina, per conquistare la fiducia, tornare a giocare con una vittoria sarebbe ovviamente la cosa più importante. Break con Remigio Topoulos e Mike Cazzola che si scambiano bene il pack. Cazzo accicca completamente il pack davanti alla gabbia,
forse arriva stanco all'impatto sulla bella combinazione con Christopoulos. Luca Zanatta trova il tiro, trova però anche Felicetti, disco che rimane nello slot tra molte maglie bianche e qualcuno del Cortina che finisce sicuramente in crescendo questa partita. Ha trovato il pareggio ma sta ancora lottando per portare via, tra virgolette, la posta piena o comunque aggiudicarsi questo match di andata. Barnabò, le finte, i numeri, ma la conclusione che manca, la ripartenza del Fassa. Tedesco si perde un po' da solo nella sua moltitudine di finte. E qui un disco che in qualche maniera arriva dalle parti di Martino Valdarin e quindi occasionissima per la squadra ospite di tornare in vantaggio. Non trova la via del gol, però se non sbaglio Schiavone, sì, è proprio lui, poteva essere la doppietta personale. Daniel Rossi, tedesco, ex Varese, ex Asiago, ex Caldaro, la prima stagione in Italia nella serie cadetta. Tanti gol che l'hanno portato all'attenzione della dirigenza di Mantovani. Alverà per Sanna, lo scambio riuscito con Pietroniro al limite dell'offside, infatti arriva il fischio. Ci sarà un ingaggio fuori dalla blu Fassana. 4:16 dal termine, 3 pari risultato, partita comunque sostanzialmente molto gradevole. Spero che anche chi abbia potuto sta ancora assistendo allo streaming sul sito di sul sito dell'hockeycortina.it possa confermare, possa aver gradito finora questo match che non è ancora terminato. Sanna prova il tiro improvviso di polso, difficile trovare uno spiraglio da quell'angolo, ma la scelta non era male, magari trovare così un Marco Felicetti disattento non è opera facile questa sera sicuramente, e così si è dimostrato anche in questo frangente. Un Marco Sanna che ha provato a colpire di sorpresa, ma Marco Felicetti non lascia nessun dubbio alla sua pregevole prestazione finora nel momento in cui è andato a sostituire il titolare svedese, nuovo arrivo in casa ladina Ljung. Christopoulos verso Moser, l'occasione in mezzo a un paio di gambe, poi viene steso, non c'è assolutamente fallo. L'iniziativa di Drew Moser difficile sicuramente da poter portare avanti da quella posizione in mezzo a 3 uomini Fassani, però ancora il Cortina. Cazzola prova il tiro e trova il gol di Mike Cazzola. 3:29 dal termine, il numero 13 qui Marco Felicetti, anche qui non può nulla, tiro che finisce sulla sua spalla e poi l'M si infila in fondo alla rete del vantaggio del Cortina, a testimonianza di un match avvincente. 2-1 Cortina, 3-2 Fassa nel secondo tempo, e il Cortina in questo terzo tempo ci regala il parziale di 2-0, così come ha fatto il Fassa nella seconda frazione fino a questo punto. Mancano 3:29, siete sempre in diretta su Radio Cortina, su hockeycortina.it/streaming, ovviamente se state guardando la partita dal vivo, perché vi state sicuramente godendo uno spettacolo molto apprezzabile. Riconfermiamo appunto il gol del numero 13 Mike Cazzola, ripeto il gol del Cortina questa sera sulla firma di Christopoulos, di Emanuele Larcher, di Luca Zanatta, e quest'ultimo il gol che finora vale la vittoria di Mike Cazzola. Pietroniro prova a infilarsi in mezzo alle maglie bianco-blu del Fassa, che però riprendono il possesso del puck. Attenzione a non commettere errori di troppo entusiasmo dopo la marcatura siglata e lasciarsi andare a disattenzioni, potrebbero essere fatali, considerando anche l'avversario, un avversario che nel secondo tempo ha dimostrato di gestire benissimo il match e di approfittare delle situazioni opportune per andare ad infierire. Cortina che finisce avanti, 2:27, però attenzione, manca ancora diverso tempo, bisogna tenere alta la tensione. De Zanna per Alverà le finte, cerca il quinto buco, non trova, qui trova ancora un Marco Felicetti attento. Ha cercato il numero sulla pregevole assistenza di De Zanna.
2:18 mancano alla fine del match dei 60 regolamentari. 4-3 per il Cortina, che ha ribaltato la situazione, ricordo, in questa terza frazione, e direi anche meritatamente. Come era meritato il vantaggio del Fassa nel secondo tempo, il Cortina merita questo nuovo vantaggio grazie a un gioco sicuramente più propenso e un gioco più dinamico, ma soprattutto rispetto all'avversario il Cortina ha fatto molto di più, andando a giocare gran parte di questi 18 minuti trascorsi nella metà campo avversaria. Ci sono state diverse occasioni, ma soprattutto è la quantità di gioco che Cortina ha sviluppato nella metà campo avversaria, lasciando veramente poco agli avversari, che però comunque si sono difesi egregiamente ad esclusione appunto delle due occasioni del gol del Cortina, che sono nati effettivamente da situazioni anche costruite a livello individuale, come l'azione di Tommaso Alvarà dietro la gabbia con un pack che è rimasto nell'area piccola, poi colpito da Luca Zanatta per il pareggio, o come quella appunto dello scambio Cristopoulos Cazzola, che poi ha colpito dal bullying di sinistra. Manca ancora 1 minuto e 45, il Fassa però non ci sta ovviamente. Kaslunger, i numeri, le finte, cerca di mettere un disco al centro, un disco che rimane lì pericolosamente. Diego Iori perde il casco, attenzione, c'è una penalità, questa sicuramente non va bene, perché questa dà ovviamente un'opportunità al Fassa di riprendersi il match, scusate, di andare in parità, non riprendersi il match, ma comunque di tornare in parità, perché power play è il fallo di Max Cordiano, credo, su Diego Iori, che ha perso anche l'elmetto, e quindi power play, primo power play per il Fassa della serata. Avrà a disposizione 1 minuto e 38, sono questi i tempi che mancano alla fine dei 60 regolamentari per trovare la via del pareggio. John Mizzi, Kaslunger, il Diablo, Derek Eastman e Caletti, schierato come playmaker sulla blu, cercheranno ovviamente di andare a impattare la sfida. 1:37 al termine, giù la pastiglia nel terzo difensivo del Cortina, che riesce a guadagnare il disco. Adami in qualche maniera, e poi disco scagliato all'esterno da parte di Pietro Niro, che si lamenta un po' per una trattenuta. Non mi sembra niente di così falloso ai suoi danni. Si rigioca tutto, non c'è delay of game, in quanto il disco appunto è stato scaricato all'interno della balaustra, non all'esterno del rettangolo ghiacciato, sopra la panchina, chiedo scusa, non balaustra, sopra la panchina, e quindi si gioca sempre in 5 contro 4, ricordo Fassa in powerplay, escluso Max Cordiano, ingaggio in zona difensiva per il Cortina, di fronte Kaslunger a Francesco Adami. Alla sfida vince il Fassa, Gio Mizzi sulla blu, lo scarico per Eastman, Caletti, Kaslunger trova l'ingresso, trova il centro della porta, disco che non prende però deviazioni fortunate per i fassani. Cortina può liberare adesso con Luca Zanatta. 1 minuto e 5 secondi al termine. Gio Mizzi prende coraggio e velocità, prova ad impostare una di quelle potrebbe essere l'ultima occasione del match per il Fassa. Riesce a liberare subito bene il Cortina, prova a ricostruire tutto adesso il Fassa, che va a cambiare qualche elemento nel suo special team, ma non tutti. Ecco il Caletti, non era lui prima sul ghiaccio, ma entra ora l'ex Cortina, Renon, soprattutto Milano. Disco buttato all'interno, arriva l'Archer, anzi Pietro Niro, Zanatta, ma prima arrivano i Fassani, che sembrano avere le idee chiare su come costruire e andare a prendersi questo pack. Qualche carica di troppo e qualche fischio che arriva per delle penalità sicuramente ai danni, io credo, di Pietro Niro. Vediamo se qualche penalità. No, è solo un fischio arbitrale. Cerchiamo di capire qualcosa in questa situazione. Un fischio solo eventualmente per un giocatore a terra che ha accusato il colpo, credo. Sì, per un colpo al volto. Va anche a consultarsi con Cordiano, la direzione arbitrale,
44 secondi al termine della sua penalità, ma sono meno i secondi al termine del match, ovviamente 21 sul risultato di 4-3 per il Cortina. Qualche discussione ancora per capire quali uomini possono restare sul ghiaccio, quali uomini devono abbandonare. Infatti proprio questa la situazione che ha creato un po' di imbarazzo sul ghiaccio, lo sta ancora creando, almeno così i linesmen vanno a spiegare a Mike Cazzola la motivazione per cui deve ritornare in panchina. Non si gioca e noi, anche se manca veramente pochissimo prima di arrivare all'ingaggio, andiamo a controllare cosa succede alla Pranives di Selva. 2 pari, il Gardena pareggia il match all'inizio del terzo tempo contro l'Asiago. I linesmen vanno a spiegarsi anche ovviamente per la par condicio con la panchina del Fassa e si può tornare a giocare a 21 secondi dal termine con Max Cordiano fuori, ma soprattutto appunto con l'uomo in più per il Fassa. È un Cortina in vantaggio, un Cortina che ne può approfittare adesso col break con Chad Pietrolino che se ne va di gran carriera, prova a forzare la porta, disco che finisce a lato, va a caricare con la sua veemenza e grinta Pietrolino e fa tutto molto bene, tiene il disco, il Cortina vince il suo primo match in stagione di Arps Hockey League, la sua seconda partita dall'inizio del campionato. Ricordo, non ci sono punti in palio per la singola sfida, ma i punti arriveranno dopo la seconda partita che sarà sabato, la match di ritorno appunto al Gianmario Scola per la squadra che riuscirà a fare più gol. Intanto il Cortina ne ha fatti 4, ricordo il Fassa 3. È tutto, un breve riepilogo delle marcature, questo concedetemelo, e assolutamente è lecito ed è un diritto di cronaca. Il Cortina passa in vantaggio con Remigio Zoppoloso 2,57, il pareggio di Schiavone a 16,20, allunga l'Archer al 17,24, seconda frazione tutta fassana con i gol di Ploner e Zanetta al 2,49 e al 6,32, così come il terzo tempo tutto di marca afro con il gol di Luca Zanatta al 10,06 e poi la rete che decide la partita, quella di Mike Cazzola al 16,31. È tutto per quanto riguarda il match di questa sera, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo per la prossima diretta streaming sul sito di sul sito di hockeycortina.it. Ovviamente noi ci sentiamo con Radio Cortina per la diretta da Fassa di sabato e Spinorama in diretta, la trasmissione che va in onda ogni lunedì alle 14 su Radio Cortina. Una buona notte a tutti, ringrazio la regia, ringrazio Radio Cortina e tutti quelli che sono stati all'ascolto e in visione della partita. Una buona notte, grazie.